Firmato alle 8 di mattina dopo una notte di trattative febbrili l'accordo sul nuovo contratto dei dipendenti di Ca' Farsetti alla fine della lunga guerra tra Brugnaro e i sindacati. In atteso siluro lanciato dal porto sull'area dei Pili, il presidente Musolino gela la commissione comunale, la competenza sul progetto è nostra, decidiamo noi. Dopo un'attesa e affollata assemblea pubblica, i residenti della Cipressina decidono di inviare in procura un corposo dossier sul degrado della zona. L'area del Tronchetto passata al setaccio dai controlli straordinari dei carabinieri posti di blocco ai due capi del Ponte della Libertà, sanzioni per gli intromettitori. Le fiamme divampano all'improvviso, hanno distrutto il portico di una villa isolata all'Ison di Portogruaro, il fulmineo intervento dei pompieri ha salvato l'abitazione. Cambia nome il ponte a due passi da Rialto, si chiamerà Ponte dei Zogattoi come richiesto dai veneziani a furor di popolo. E per una battaglia vinta molte altre ne restano da combattere. 8 associazioni si mettono insieme per un comune obiettivo: riportare residenti a Venezia. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Lo avete dunque sentito dai titoli: dopo anni di battaglie finite anche di fronte al giudice del lavoro è stata finalmente trovata la sospirata intesa tra il sindaco Brugnaro e i lavoratori di Ca' Farsetti. È stato raggiunto alle 8 del mattino, dopo una massacrante sessione di trattative proseguite ininterrottamente per 17 ore, l'accordo sul contratto decentrato per i dipendenti del Comune di Venezia. Tutte le sigle sindacali hanno messo la loro firma sul documento che mette la parola fine allo scontro durato oltre 2 anni tra il sindaco Luigi Brugnaro e i rappresentanti dei lavoratori. A sbloccare la trattativa, che fino a pochi giorni fa sembrava un punto morto, l'impegno dell'amministrazione a destinare 5.200.000 euro alla produttività dei dipendenti. Questi 5 milioni e 2 poi sono suddivisi attraverso varie voci, vari istituti, c'è la performance individuale, c'è il bonus eccellenze, ci sono i progetti speciali, cioè quei progetti che l'amministrazione mette in campo e propone per creare un servizio o un valore aggiunto per i cittadini. Tutti questi istituti consentono di costruire un sistema di valorizzazione del merito e dell'impegno dei dipendenti. I premi ammonteranno a circa 1.300 euro di media per ciascun lavoratore, il doppio di quelli erogati nel 2017. Come promesso fin dall'insediamento, esultano dall'amministrazione, abbiamo finalmente introdotto la meritocrazia tra i dipendenti comunali. 2 anni fa il sindaco Brugnaro, in esecuzione di uno degli impegni che aveva preso con i cittadini, è stato il primo a partire e a parlare di valorizzazione del merito. Oggi alla fine arriviamo a sottoscrivere un contratto addirittura con un consenso unanime, un contratto che prevede una serie di istituti, come dicevo prima, che vanno proprio in questa direzione. Soddisfatti anche i sindacati che puntano i riflettori sulle modifiche ottenute rispetto al precedente contratto decentrato firmato dal Comune con la sola CISL. La distribuzione delle risorse non premierà più solo in modo individuale, rilevano, ma prevalentemente sulla performance collettiva. È stato inoltre azzerato, come chiedevamo, il fondo sulle idee vincenti, i cui 420.000 euro torneranno nel fondo della produttività. L'accordo sarà ora votato dai lavoratori per entrare in vigore entro il 19 marzo. Per realizzare il Palasport ai Pili e il centro di studi sul nucleare, l'ultima parola spetta all'autorità portuale e non al Comune. Così il presidente dell'autorità di sistema Pino Musolino. In riferimento al merito dei Pili abbiamo semplicemente sottolineato che le competenze di pianificazione urbanistica all'interno delle aree ricomprese nell'ambito portuale circoscritte e descritte dal piano regolatore portuale spettano per legge solo ed esclusivamente all'autorità di sistema portuale. La recente vicenda del centro di ricerca sull'energia nucleare che si parlava dovesse essere stabilito all'interno delle aree di Porto Marghera deve essere sicuramente compatibile con le pianificazioni urbanistiche del piano urbanistico che li vige, che si chiama piano regolatore portuale. Così il presidente dell'autorità portuale Pino Musolino in merito al Palasport ai Pili e al nuovo centro per lo studio sulla fusione nucleare, area che ricade nell'ambito dei 2.200 ettari di demanio portuale e dunque è esclusivamente all'autorità portuale che privati ed enti pubblici che siano dovranno sottoporre il loro progetto, peraltro ancora mai visto, puntualizza lo stesso Musolino. E quindi ci immaginiamo che ci verrà comunicato un progetto, ci verranno comunicate delle richieste, ci verranno comunicate delle
dei passaggi formali chiaramente che ci permettono poi di fare a nostra volta i passaggi formali, però ribadisco, non erano competenze che ci sono state assegnate col decreto di oggi, erano competenze che sono lì da decenni. Un esposto in procura contro il degrado della Cipressina, a firmarlo oltre 100 residenti in balia di spacciatori delinquenti. Sentiamo. Un Bronx, c'è coprifuoco, dalle 8 in poi di sera è impossibile andare fuori. Siamo in zona Piazzale Giustiniani alla ferrovia prospiciente ai sottopassi del Terraglio e dei Quattro Cantoni a Mestre. Questo che parla è uno dei pochi residenti della Cipressina che non ha paura, parla in nome e per conto di tutti gli altri. Dopo l'assemblea pubblica di giovedì scorso con il questore, più di 100 hanno firmato un esposto che entro la prossima settimana verrà presentato in procura. Chiedono sicurezza e chiedono che venga bonificato il palazzo della ex Telecom in via San Damiano, occupato da tempo da delinquenti che spacciano, rubano, anche in casa minacciano e aggrediscono. Eccoli fotografati dai residenti appena poche ore fa. Sono in 8, 6 uomini e 2 donne, tutti dell'Est Europa, dei quali 4 cittadini romeni identificati dalla polizia e accusati di ricettazione. Ho la denuncia della polizia perché mi hanno rubato il portafoglio qua con la scusa che una donna mi è venuta addosso, con la scusante, perché avevo problemi di una gamba, mi ha tirato su. Per tirarmi su è sparito il portafoglio. Sono ben organizzati, muniti di questo furgoncino bianco, portano fuori dal magazzino occupato la merce accumulata, valigie, biciclette, trolley, borse e oggettistica varia, non si esclude materiale di refurtiva. Bevono e poi vanno via, ma ci sono i bambini che giocano, bambini che giustamente là è piccolo vengono a giocare qua col pallone, poi c'è la scuola per gli infermieri professionali che poi quando hanno la pausa vengono qua, ma bisogna stare attenti perché è pieno di bottiglie rotte, siringhe. Residenti che ora chiedono maggiore illuminazione e più pattuglie al presidio della zona. Però ci vuole l'appoggio da parte anche delle forze dell'ordine, specialmente la prefettura. Controllo di prevenzione dei carabinieri di Venezia nelle aree d'accesso alla città lagunare. L'azione svolta dai militari anche del 4° battaglione Veneto è stata mirata al controllo del traffico dei mezzi in ingresso alla città lagunare, concentrandosi nell'area del Tronchetto per contrastare il fenomeno dei cosiddetti intromettitori abusivi, una sorta di mediatori dei flussi turistici in ingresso verso la città. 2 le persone sanzionate amministrativamente, una patente ritirata perché scaduta e altre 3 segnalate alla prefettura perché trovate con droga. Identificate quasi 1000 persone con il controllo di centinaia di automezzi. Incendio nel cuore della notte nella campagna Porto Gruarese, l'intervento dei pompieri ha evitato il disastro. Le fiamme sono divampate intorno alla mezzanotte e hanno completamente distrutto il portico in legno attiguo a un'isolata villa di campagna in località Lison di Portogruaro. Soltanto il fulmineo intervento dei vigili del fuoco, corsi sul posto con 2 squadre dal locale di staccamento e da Motta di Livenza, ha evitato che le fiamme si estendessero all'abitazione. I pompieri hanno lavorato oltre 2 ore per spegnere il rogo, che al loro arrivo aveva già acquistato una certa potenza, trovando alimento nel legno della struttura. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Mistero sulle cause, i tecnici dei vigili del fuoco sono ancora al lavoro per stabilire cosa abbia dato origine all'incidente. E cambia il nome il ponte che si trova a 2 passi da Rialto. Sentiamo. Per i veneziani non ha mai avuto un altro nome, ma ora finalmente è ufficiale. La Soprintendenza di Venezia, in risposta alla richiesta dell'assessore comunale Paola Marra, ha espresso parere favorevole al cambio di toponimo per il ponte San Giovanni Grisostomo, che si chiamerà Ponte dei Sogattoi. Una battaglia vinta dalle associazioni cittadine che lo chiedevano a furor di popolo da oltre un decennio. È nella tradizione veneziana che i nissioletti siano intitolati all'attività che si svolgeva a Venezia, e il simbolo del Novecento di quel ponte è dato da quel negozio di giocattoli che c'è stato per decenni, poi è stato chiuso nel 2007 mi sembra. Io abitavo lì, quindi sono legato a questo ponte da, ahimè, 60 anni di memorie, ma devo dire che ogni veneziano a questo negozio è rimasto in qualche maniera legato, o personalmente o per i figli o per i nipoti, e quindi
riteniamo fosse giusto anche riconoscere questo senso di appartenenza. Siamo molto soddisfatti, dichiara la Mar, di aver portato a termine in pochi mesi un impegno che anche le precedenti amministrazioni avevano preso, senza però di fatto arrivare mai a una conclusione positiva per i veneziani. Più che i nomi roboanti che sono stati imposti al ponte di Calatrava, a Piazza Sicilia, a Piazza Barche, ma che la gente continua a chiamare Ponte di Calatrava, Piazza Sicilia e Piazza Barche, dare a questo ponte il nome di Ponte dei Giocattoli ci è sembrato una cosa apprezzata da tutti, mi pare sia stato così. Del nome di San Giovanni Grisostomo resterà comunque traccia nel nuovo Nisioetto, grazie alla tipica usanza del centro storico veneziano di riportare i toponimi antichi accanto a quelli in uso. Di solito si può pensare che vogliamo tenere Venezia ingessata nelle sue tradizioni, invece noi vogliamo anche andare avanti. Questo è un nome nuovo per Venezia, è un bellissimo regalo e approfitto dell'occasione per ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a questo successo. Ma per una battaglia vinta molte altre restano ancora da combattere. Dopo anni di battaglia in solitaria, 8 storiche associazioni a difesa dei veneziani si mettono insieme per un comune obiettivo: riportare residenti nella città storica. L'obiettivo è l'impegno di formulare delle proposte concrete, sintetiche ed efficaci che perseguiremo comunemente. Venezia.com, Generazione 90, Masegna Nisioetti, Poveglia per Tutti, Venezia Cambia, Garanzia Civica, La Vida e ambientalisti del Lido lanciano l'invito a una maggiore convergenza anche alle altre associazioni e comitati cittadini. Quello della residenzialità, sostengono, è un tema che riguarda tutti, compreso chi dedica la sua attività a questioni specifiche. Una città senza residenti non ha neanche motivo di tenersi un'isola come Poveglia. Le due dinamiche sono strettamente connesse, quindi residenza da una parte e azione civica per la tutela dei beni comuni sono indistinguibili. Tra le richieste all'amministrazione, quella di maggiori spazi di aggregazione in centro storico. Il fatto che noi questa mattina ci troviamo qui in Campo Santi Apostoli dimostra che il Comune e l'amministrazione non ci dà degli spazi, non dà gli spazi alle associazioni di volontariato per riunirsi. Intendiamo chiedere al sindaco, concludono le associazioni, che fine hanno fatto gli impegni presi a inizio mandato. Il piano del sindaco, presentato il 15 giugno del 2016, recitava testualmente che ci sarebbe stato una progressiva e forte impegno per il patrimonio residenziale della città, per tutelare e rilanciare i servizi alla residenzialità e soprattutto per costruire anche una politica di alloggi e di housing sociale. Siamo praticamente a metà mandato del sindaco Brugnaro, non vediamo alcun segnale in merito. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio. Banche pubbliche affinché il credito venga esercitato dai lavoratori per finanziare mutui e piccole attività. 3 punti del programma elettorale della sinistra rivoluzionaria. Sentiamo. Ai lavoratori il potere, perché è ai lavoratori e alle lavoratrici che va consegnato il potere, perché sono loro che producono la ricchezza di questa nazione e in Europa e in tutto il mondo. La logica del potere nelle mani delle masse popolari e dei lavoratori, l'essenza del programma elettorale della sinistra rivoluzionaria, che per voce del candidato al Senato Stefano D'Intino Sante assicura: noi siamo i veri portatori dei valori della sinistra, quelli che non hanno mai tradito la sinistra, e lo facciamo con un programma che è davvero rivoluzionario. Un programma che parla in primis di nazionalizzazione delle banche sotto il controllo dei lavoratori. E che sia una banca pubblica, perché pubblico deve essere l'interesse della banca, quello di finanziare i mutui per le case popolari, quello di finanziare le piccole attività, e questo può essere fatto solo da una banca pubblica che non deve rispondere alla logica dei profitti da dividere ai propri azionisti. Sono stati spesi milioni di euro per salvare, fra virgolette, le banche, salvandole da chi? Salvando le banche con i soldi nostri, dei lavoratori, con le nostre tasse, e riconsegnando le banche a chi ne aveva provocato la crisi. Altro punto, la rimozione del debito pubblico.
perché il resto sono chiacchiere. Nessun programma elettorale può avere una copertura finanziaria per finanziare la sanità, per finanziare la scuola pubblica, per togliere la legge Fornero, se non togliamo, se non cancelliamo i 70-80 miliardi di restituzione del debito pubblico. Questa è una politica concreta che parla dell'unica alternativa possibile, quella della costruzione di una società socialista. Il messaggio della sinistra rivoluzionaria ai lavoratori tutti. C'è un'alternativa che è quella della costruzione di una società socialista e questo è il nostro programma elettorale, quindi scegliete una sinistra, scegliete la sinistra rivoluzionaria, quindi obreros al poder. A 10 giorni dalle elezioni continuiamo a presentarvi i candidati delle diverse forze politiche nel nostro territorio. La destra italiana, Forza Nuova e l'Italia e gli italiani affondano le loro radici nella cristianità. Nella cristianità significando l'amore per la famiglia dell'ordine naturale e tradizionale, per le nostre radici cristiane, le nostre identità italiana ed europea, e quindi questo ci porta a avere quell'amore per il prossimo che è anche sostanziato negli stati sociali, anche nella Costituzione italiana della Repubblica. Ai nostri connazionali non importa nulla del dibattito su fascismo e antifascismo, sostengono i candidati di Italia agli italiani, la formazione politica che riunisce Forza Nuova e altri gruppi dell'estrema destra. Alle nostre famiglie interessa solo il lavoro. Molti italiani, pur di sinistra, sono rimasti delusi dalle politiche dell'ultimo governo, per questo c'è bisogno di una forza come la nostra, vicina al popolo dei lavoratori. Popolo lavoratore che è sempre stato al centro delle Costituzioni italiane. Faccio notare che la Costituzione della Repubblica è fondata sul lavoro, ma ricordatevi che anche quella della Repubblica Sociale, solo che lo diceva l'articolo 9, era fondata sul lavoro. Gli altri partiti sostengono che il lavoro possa essere creato tramite politiche fiscali, rileva Mario Donnini, ma questa è solo una menzogna, perché senza il controllo della moneta non c'è alcun modo di controllare l'economia. Noi abbiamo bisogno molto più semplicemente di una banca centrale che stampi la moneta che serve allo Stato per essere Stato, perché uno Stato per essere Stato deve poter creare economia. Creare moneta significa creare lavoro. Ed è davvero tutto da Venezia, io vi lascio come di consueto le nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Qualche locale nevicata a bassa quota su alcuni settori delle nostre regioni. Vediamo dove sarà maggiore la possibilità che si verifichi nel dettaglio di domenica 25 febbraio. Sul Veneto la nostra grafica ci mostra la possibilità che localmente si verifichi del nevischio fino in pianura, specie nella prima parte della giornata. Col passare delle ore, generale miglioramento. Vediamo le temperature che risulteranno essere in generale calo, con le massime che saranno comprese tra lo 0 e i 3 gradi, valori minimi sotto 0 tra meno 7 e meno 4 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Tempo asciutto e stabile sulla nostra regione, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, tuttavia non sono previsti fenomeni degni di nota. Anche in questo caso le temperature saranno in calo, con le massime comprese tra meno 1 e 1 grado, minime tra meno 5 e meno 6 gradi. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Possibili nevicate fino a bassissima quota, ma migliora via via col passare delle ore. Il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Temperature via via più fredde, con le massime che si attesteranno tra i 4 e i 6 gradi, minime intorno ai meno 2 gradi. Il mare sarà molto mosso, localmente mosso, nel Golfo di Trieste, i venti molto forti da nord-est. Dal meteo è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.